Siamo da VIV Motorcycle con Werner Ortis. Allora, qua siamo innanzitutto nell'ufficio dove si entra e già si può capire quello che è la tua attività. Ricordiamo qualche anno fa un grande successo, hai conquistato un titolo mondiale nella trasformazione di una moto AMD, e questo in Germania, un gran bel risultato, e diciamo che lì ti ha rilanciato per quella che poi è la tua professione. Poi andremo in officina a vedere quelle che sono le tue realizzazioni. Sì, era nell'ottobre del 2018 praticamente. Sono andato a Colonia in Germania dove fanno i mondiali di customizzazione, e lì ho vinto il primo premio della classe categoria old school, si chiama, per lo school americano, e da lì è partito un po' tutto. Insomma, la gente, le persone hanno cominciato ad apprezzare quello che faccio, e adesso diciamo è diventato il mio lavoro, ecco. Alle nostre spalle una serie di iniziative tue, di realizzazioni che hanno fatto tendenza, perché già si vede quello che è la mano di un artista come te. Sì, sono alcune delle lavorazioni che ho fatto per clienti, per amici, e quando faccio dei progetti, delle cose, cerco sempre di dare un'impronta abbastanza marcata, perché si stacchino un po' dalle solite cose che si vedono in giro, ecco. E lì diciamo il punto di forza Ci fa entrare nella tua officina adesso? Certo, andiamo. Werner, questa è la tua ultima realizzazione. Spieghiamo, qua c'era solamente il telaio, tutto quello che vediamo è stato realizzato da te. Sì, praticamente di originale è rimasto il telaio e il motore, e basta, perché dopo alla fine anche l'avantreno ho cambiato, ho optato per un avantreno di un'altra marca, perché il suo originale era, diciamo, un po' sottodimensionato. E il resto è tutto realizzato manualmente da alluminio. Questa qua ad esempio era una lamiera di alluminio, come questa. Ho fatto il disegno, come vedi alle spalle qua c'è un disegno, un progetto iniziale che serve sia a me per stabilire più o meno le linee di guida per poter andare col progetto, e anche per il cliente perché si renda conto cosa salterà fuori alla fine, no? Allora, prendiamo il serbatoio che vediamo qua. Questo serbatoio è nato da una lamiera, cioè è stato realizzato da te con un'ideazione, cioè partita sulla carta e poi tante giornate di lavoro per vederla così finita. Sì, parte da un progetto. Io di solito uso del cartoncino per fare un'idea iniziale, poi trasferisco le forme sull'alluminio, che viene tagliato, dopo viene sagommato ci sono dei macchinari, a ruota inglese o anche manualmente, tipo la parte rientrante sul fianco del serbatoio è stata fatta tutta a martello e tampone, come facevano una volta, e poi da lì sempre, diciamo, una finitura sempre più fina, sia nelle parti di battitura che nelle parti di levigatura, fino ad arrivare a questi risultati. Per la realizzazione del cupolino, anche qua, come dicevo prima, sono partito dalla sagoma in cartone, che all'inizio era praticamente una X di lamiera, e poi sempre con il martello, con i tamponi, con la ruota inglese, piano piano ho dato la forma, e dopo l'ho messo sul banco, gli ho posizionato il laser, e col laser ho stabilito tutte le quote per poter fare la parte sinistra e la parte destra perfettamente uguali, perché lì, diciamo, è la parte più difficile di queste realizzazioni, fare la destra e la sinistra speculare. Poi ho fatto anche la realizzazione diciamo, io lo chiamo cruscotto, ma alla fine è un interno di cupolino per coprire tutti i cavi elettrici e la parte posteriore del fanale, che non è tanto bella da vedere. Il contagiro è rimasto il suo originale, che è marcato. Questa qua è la spia dell'olio, in bella vista, perché quando si accende deve puntare proprio negli occhi, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E poi ci sono tanti dettaglietti in ottone, perché il cliente aveva visto dei miei lavori precedenti, ha detto che vuole dei dettagli in ottone perché gli piacciono tanto. Allora ho cercato un po' di metterli un po' qua, un po' là, per abbellire, insomma, per renderla più fine. Questa nasce Laverda chiaramente fine anni 70, un marchio che moltissimi ricorderanno per il prestigio che aveva. Sì, erano delle moto di prestigio che costavano già abbastanza quegli anni, e poi purtroppo
come succede in tante case, ci sono stati degli eventi che hanno fatto sì che chiudesse la casa, però adesso diciamo per gli appassionati è tornato un marchio abbastanza ricercato. Passiamo al codino. Questa qua è la parte diciamo posteriore che è affusolata per richiamare un po' le linee che partono dall'anteriore del cupolino, passano per il serbatoio e arrivano al codino. E questa qua è la parte finale col fanale con una gemma di vetro colorata di rosso. Anche qui la realizzazione è come tutto il resto, si parte dai progetti, delle sagome in cartone e poi si realizza le parti. Anche qua è tutto battuto a martello e anche qua si arriva sempre a una pintura sempre più sottile, sempre più precisa fino ad arrivare alla lucidatura finale che dà questo specchio. Anche la sella ho richiamato le cuciture dell'epoca usando però un materiale abbastanza particolare, una pelle scamosciata. L'avantreno praticamente è stata costruita anche questa da zero. Il mozzo centrale è stato fatto dal pieno, ricavato dal pieno, i canali sono dei borani originali, la raggiatura è stata praticamente fatta abbastanza inclinata per poter dare una rigidità più elevata alla ruota. Di conseguenza lo spazio che c'è fra il disco e i raggi era stretto e ho dovuto adottare delle pinze flottanti che hanno i pistoncini solo esternamente. Internamente sono più sottili e mi permettono di fare questa opzione, questa tecnica. Le pedane sono arretrate come si può vedere, per una sportiva diciamo è la cosa basilare. Ho eliminato le sue originali che erano in questa posizione, ho creato dei supportini per arretrare le pedane e per non vedere questo qua è il freno posteriore, per non vedere la vaschetta dell'olio e tutte le cose ho fatto dei rinvii, come si può vedere, internamente, e ho messo tutto l'impianto dentro qua dove non si vede. Questo qua è il tubo del freno che arriva alla pinza, rinforzato il forcellone posteriore per dare più rigidità e diciamo una guida abbastanza sportiva perché mi sono arretrato di quasi 20 cm. Una cosa secondo me molto importante quando si lavora su queste moto, che i pezzi quando li realizzi è importante che abbiano le linee che rispettino le linee della moto e così quando l'occhio le guarda non si accorge, però le curve sono tutte armoniose e combaciano. Vedi ad esempio questa col collettore di scarico, questa linea col cupolino, la punta finale rispecchia la punta del cioè sono dei dettagli che tu non ti accorgi che ci sono, però l'occhio gode. Ok, a questo punto possiamo accendere che sentiamo anche il rombo dello scarico fatto in casa. Benzina. Questa sarà il mio prossimo progetto, che è un Boxer 1000 di un R100 RS, e anche qua sono già partito abbastanza bene perché mi sono appassionato e ho voluto lucidare a specchio tutto questo motore. E dopo le parti di carrozzeria, il codino e i cupolini, anche quelli verranno in alluminio, diciamo un po' a specchio e un po' verniciati con un bel colore. Questo è già stato realizzato, è il codino posteriore della BMW che richiama il motore Boxer. Vedi, ci sono i due cilindri e dopo qua dentro ci vengono le frecce e questo qua è la parte superiore del motore. Anche qua una sella minimale di poco spessore, colore antracite scamosciato. Siamo arrivati nel sottelaio e questa qua sarà più o meno la posizione del codino. Qua ci sarà la ruota e senza ammortizzatori perché gli ammortizzatori saranno nella parte sotto